Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 26 maggio, prima corsa alla pari con i nastri sul doppio chilometro, ritirato Zamu del Nord, schieramento Zebrajet, Zephyr, Zolligriff, Zagarambigi, Zubafont, Zardovald, Zorador, Zucco Legend e Zamia OP. Favori in chiusura per Zolligriff numero 3 Roberto Vecchione, alternativa Zorador numero 7. Pronti? 1, 2, 3. In partenza l'errore di Zephyr mentre si avvantaggia subito Numero Zebrajet. 2 Zephyr squalificato, numero 7 Zorador La squalificato, squalifica anche per Zorador. Zucco Legend che va all'attacco di Zebrajet che replica, più indietro numero Zagarambigi. 6 Zardovald Zucco Legend cerca squalificato, di sistemarsi in corda. Dopo 250 metri si sistema in terza posizione, precedendo gli avversari che sono condotti da Zardovald. Più indietro c'è Zolligriff, poi Zamio P. Tanto 39 per i 400 iniziali con in vantaggio Zebrajet nei confronti di Zagarambigi, Zucco Legend, poi in quarta posizione rimane Zubafont davanti a Zolligriff, 600 che se ne vanno in 47-1, tutti in lunga fila indiana quando stanno per completare il giro. Zebrajet sempre leader su Zagarambigi e Zucco Legend, 800 iniziali in 1-2-9, ha mosso intanto all'esterno Zolligriff che progredisce gradualmente e va a ridosso di Zagarambigi in seconda posizione. Allargo anche, accenna a muovere Zucco Legend per prendere la schiena di Zolligriff, il chilometro iniziale in 1:18:6. Torna sotto Zucco Legend perché anche Zamia OP non progredisce, rimane alla corda e così scoperto numero soltanto 5 Zolligriff quando Zubafont siamo a un giro dalla conclusione. squalificato, Ha sbagliato anche Zubafont, sono rimasti praticamente in 5. E ora Zucco Legend sposta nuovamente, va in schiena Zolligriff. In vantaggio però è sempre Zebrajet a 600 dalla conclusione, parziale in 15:4. Zolligriff sul passo, va su Zebrajet, a contatto Zagarambigi e Zucco Legend, poi Zamia OP. Quintetto ora abbastanza ravvicinato con Zolligriff che prova a dare un attacco deciso a 400 dalla conclusione, si trascina Zucco Legend dalla corda Zagarambigi, Zebrajet per il momento replica. Siamo ora a metà della curva conclusiva e situazione tattica invariata con Zebrajet in vantaggio. Ci prova ancora Zolligriff, poi lungo la corda Zagarambigi, più indietro c'è Zucco Legend e Zamio P. Ultimi 100 metri di gara con Zolligriff che insiste all'esterno. Zolligriff attacca nel finale. Zolligriff in grado di passare e vincere nei confronti di Zebrajet al terzo. Zagarambigi 1:17:4, il ritorno al successo per Zolligriff. Roberto Vecchione in sediolo per il training di Battista Congiu, la quota di 2,67 al totalizzatore. Rivediamo le fasi finali con Zebrajet che tenta la difesa, ma Zolligriff dopo un chilometro esterno ha ragione dell'avversaria e passa abbastanza agevolmente nelle fasi conclusive. Al terzo posto, lungo la corda, non discosta, finisce Zagarambigi. 3-1-4, l'ordine d'arrivo della prima Arcoveggio.